Al fronte e in prigionia. La seconda guerra mondiale nel racconto dell'artigliere Guido Granello. Edizioni CSC. Chi era Guido Granello? È un trevigiano che ha avuto una vita a dir poco avventurosa. Chiamato alle armi a 20 anni, leggo dal risvolto di copertina, nel marzo del 1940, 3 mesi più tardi, l'artigliere Guido Granello si trovò in guerra, dapprima contro i francesi nelle Alpi, poi contro gli inglesi nel deserto, sempre con la stessa divisa di panno. Catturato a Bardia il 5 gennaio 1941, Granello fu tra i primi a conoscere sul campo la cruda differenza fra propaganda di guerra e realtà della guerra. Camminò per giorni nel deserto, senza acqua, senza cibo, senza scarpe, derubato di tutto dai soldati nemici. Dopo un breve soggiorno nelle gabbie egiziane, con un allucinante viaggio in nave raggiunse la destinazione finale, il campo di Zonderwater in Sudafrica. Tornerà a casa nel marzo del 1946, dopo 6 anni di guerra e prigionia. E già qui ce ne sarebbe abbastanza. Tornato a casa, però, ricordiamo che è nato a Canizzano nel 1920 e dove ancora vive, e alla fine della guerra lavorò per un triennio con gli inglesi. Poi emigrò in Canada, ritornato a Treviso lavorò come mugnaio e poi in fornace. Nel 1960 fu assunto dalla Edison di Marghera in un reparto particolarmente nocivo, tanto che andò in pensione nel 1979 con il 60% di invalidità permanente. Che dire, di tutto e di più, insomma. Io sono più esperto della prima guerra mondiale e questo libricino mi è capitato un po' quasi imprevisto di farlo, perché era una testimonianza che non volevo perdere. Nella prima guerra mondiale avevo intervistato tante persone civili, mentre qui ho avuto la fortuna di trovare proprio un combattente e ho detto prima che vada persa questa testimonianza, ecco che l'ho intervisto, e quindi sono andato a casa sua e ho parlato diverse volte e sono riuscito a mettere su questo libretto. E la sua può senz'altro essere l'emblema, diciamo, della vita che ha passato una generazione, la generazione che aveva 20 anni allo scoppio della guerra nel 1940. Cosa l'ha colpita nel racconto di Granello? Ma innanzitutto appunto le traversie che hanno passato questi ragazzi, perché avevano 20 anni, dicesi 20 nel senso letterale del termine, e poi l'assoluta impreparazione con cui, passando dal piccolo al grande, l'Italia è entrata in guerra. Insomma, lui è un esempio tipico, descriveva come fosse vestito, giustamente citava prima, con vestiti di panno, sia nelle Alpi all'inizio della guerra contro i francesi, nelle Alpi occidentali, sia nel deserto successivamente, 2 o 3 mesi più tardi, contro gli inglesi. Vestiti sempre alla stessa maniera. Vestiti sempre alla stessa maniera. E quindi giustamente mi diceva, si moriva dal freddo nelle Alpi e si moriva dal caldo nel deserto. E poi si sarebbe da dire che appunto oltre ai vestiti non avevano neanche i mezzi sufficienti per combattere contro un nemico potentissimo qual era l'impero inglese. Com'era la vita nel campo di prigionia di Zonderwater, che era un enorme campo di prigionia? Sì. Però ho letto che il comandante si qualificò per l'umanità e venne anche poi premiato. Sì, è il caso di dirlo, fu appunto insignito di riconoscimenti, perché pur essendo il più grande, forse il più grande campo di concentramento della seconda guerra mondiale, c'erano non so quante migliaia, circa 100.000 persone, è un picco massimo, riuscì. Una città. È una città vera e propria, una città all'inizio di tende, è grande, è come Treviso, diciamo, più o meno. All'inizio era una città di tende, poi di baracche, ma diciamo che si comportarono veramente bene i sudafricani. Bisogna dare atto soprattutto a questo colonnello Prinsloo di essersi comportato in base alle convenzioni di Ginevra. Fu un suo orgoglio di poter dire mi sono comportato secondo le convenzioni di Ginevra del 1929, e fu un po' un'eccezione perché non sempre fu così. In particolare i nostri prigionieri, ad esempio in mano, lasciamo perdere i casi eclatanti di chi cadde prigioniero dell'Unione Sovietica o dei tedeschi, che sappiamo tutti quale trattamento ebbero, ma anche per dire i prigionieri dei francesi
ebbero una vita terribile, tanto è vero che il tasso di mortalità complessivo dei prigionieri francesi fu del 7,3%, che fu di poco inferiore a quello dei campi di prigionia nazisti. Perché? Perché i francesi ce l'avevano su a morte con gli italiani, in quanto erano stati attaccati alle spalle all'inizio della guerra, la famosa pugnalata alle spalle, loro ci dicevano sempre, no? E ce la fecero pagare parecchio. Per concludere, siccome la lettura è molto facile, è un libro agilissimo, qual è la lezione che se ne può trarre? Ma dal lato individuale penso che sia questa capacità di sopravvivere alle esperienze peggiori della vita e poi, malgrado questo, riuscire a avere una vita normale, perché dai 20 ai 26 anni trovarsi in guerra e in prigionia, un ragazzo, immaginiamoci adesso i nostri figli, è una cosa incredibile solo da concepire. Eppure loro la videro morire centinaia di persone sotto i loro occhi, furono costretti a stare nelle gabbie nel mezzo del deserto, nelle gabbie di retricolati nella sabbia del deserto, come adesso Guantanamo, per fare una citazione. E malgrado questo poi la vita riprese, continuò, ebbero una famiglia, in qualche maniera vissero e tuttora vive questa persona, e quindi penso sia un esempio proprio di come si possa riuscire a superare le difficoltà anche più incredibili della vita, insomma. Grazie a Camillo Pavan, grazie non solo per la sua presenza ma anche per aver raccolto questa testimonianza, un ulteriore piccolo tassello della nostra storia. Senza persone come lui andrebbero perse queste testimonianze. È stata riportata su carta, questo è il volumetto Al fronte e in prigione, la seconda guerra mondiale nel racconto dell'artigliere Guido Granello, CSC Edizioni. Grazie, a voi alla prossima.